Buongiorno, da Sicilia 24, questi titoli del telegiornale. Mancano i medici e la regione siciliana avvia una ricerca per trovarli all'estero, ma la cura potrebbe non bastare a salvare gli ospedali pubblici. Migranti sopravvissuti a torture di ogni genere richiedono lo status di rifugiati tramite il Policlinico di Palermo. L'orrore e lo spaccato disumano dei paesi di appartenenza nel racconto dei medici. La prima rettrice di una università siciliana è Giovanna Spatari, eletta oggi a Messina. La docente di medicina del lavoro assicura massimo impegno per il rilancio. Sessismo all'Università di Palermo, le accuse a un professore di medicina contenute in una lettera anonima confermata da 3 specializzande. Il caso finisce davanti al Consiglio disciplinare dell'Ateneo. Ha tentato di soffocare l'ex compagna che lo aveva lasciato per maltrattamenti precedenti, ma si era poi riavvicinata. Arrestato un 20enne nel Catanese. Grande spettacolo atteso nelle piazze siciliane a Capodanno. A Palermo la superstar sarà la regina del pop Elodie. A Catania attesi 2 big della musica nazionale e internazionale. Calcio, Catania tra campionato, Coppa Italia ed extracampo. I progetti del club rossazzurro illustrati a corner dal direttore generale Carra. Ben trovati, Sicilia in profondo rosso per la mancanza di medici. Tutte le strutture pubbliche sono in affanno, sguarniti pronto soccorso. La regione dunque corre ai ripari e li cerca in tutto il mondo. Una cura che però purtroppo potrebbe non riuscire a salvare le strutture pubbliche. Adelaide Barbagallo. Medici specialisti cercasi. Gli ospedali in Sicilia sono in agonia, interi reparti soffrono la carenza di personale. Servono 1500 unità. Ne abbiamo bisogno più di tutte le altre regioni d'Italia, peggio di noi solo la Campania. Catania e Palermo le città in maggiore sofferenza. Gravissima la situazione nei pronto soccorso dove mancano in totale 302 camici bianchi. L'ASP di Catania necessita 159 medici, quella di Palermo 210. Una situazione allarmante che rischia di aggravarsi col passare del tempo, visto che sono molti i medici pronti a lasciare le corsie degli ospedali pubblici per andare in strutture private. La Regione, per correre ai ripari, ha pubblicato un avviso pubblico in tutto il mondo senza data di scadenza. È una corsa contro il tempo per garantire il diritto alla salute dei cittadini. Cosa sta accadendo alla sanità pubblica? Alcuni bandi di concorso sono perfino andati deserti. Gli ultimi fatti alla provincia di Agrigento, di Siracusa, di Trapani, dove su 80 posti previsti non si è presentato nessuno, ma non perché mancano veramente i medici, perché le condizioni di lavoro all'interno del nostro sistema sanitario regionale, così come anche nel sistema sanitario nazionale, sono veramente pericolose, degradanti e mal pagate. A Caltanissetta c'è già un gruppo di medici argentini, ma a quanto pare anche loro stanno accarezzando l'idea di andare a lavorare nel privato. Se non si migliora la qualità del lavoro, la qualità di vita e la qualità anche retributiva, resteremo sempre in questa carenza di medici. Ma in fuga dagli ospedali siciliani non ci sono solo i medici, anche gli infermieri vanno all'estero. Tra le mete preferite la Scandinavia, dove lo stipendio si aggira intorno ai 3.500 euro, più i benefit, casa gratis e agevolazioni per chi ha figli. E continueremo a parlare delle carenze in ambito sanitario per medici e infermieri e della campagna vaccinale per l'influenza e il Covid, con alcune novità per la somministrazione. In studio alle 14.30 con Giusy Lazzara, infatti ci sarà Antonio Palermo, segretario regionale ANAO Assomed, e in collegamento Mario Morelli, direttore della sanità pubblica epidemiologica dell'ASP di Catania. Il nostro focus sarà appunto in diretta su Telecolor, ma anche in streaming sulla siciliaweb.it. Potrete continuare a mandare i vostri messaggi di testo per le domande alla linea WhatsApp 342 7455 005. Migranti sopravvissuti a torture davvero di ogni genere che richiedono lo status di rifugiati tramite il Policlinico di Palermo. Colloqui in cui viene fuori l'orrore e lo spaccato disumano dei paesi di appartenenza. Il servizio, lo vediamo, è di Marco Gullà.
Torture atroci come la falaca, mutilazioni genitali femminili, stupri, traumi da corpi contundenti, bruciature con mezzi elettrici, ossa fratturate. È uno spaccato assolutamente disumano quello che viene fuori dai racconti degli extracomunitari visitati nell'ambulatorio di valutazione delle persone migranti vittime di violenza intenzionale e tortura che ha sede nell'unità di medicina legale del Policlinico Giaccone di Palermo. Qui i richiedenti asilo si rivolgono all'azienda ospedaliera universitaria per ricevere il riconoscimento dello status di rifugiato. Il target sono i sopravvissuti a tortura, le persone che sono sopravvissute a tortura. Questo vuol dire che quando le persone arrivano qui, a volte minori, adulti, donne, quando arrivano qui presentano una sofferenza grandissima. Quello che vediamo spesso è delle persone che hanno perso il loro essere persona a pezzi, quindi vediamo frammenti di persone distrutti da quello che è successo nei paesi d'origine, da quello che è successo durante il viaggio mentre speravano di trovare una vita migliore. E queste sono le violenze subite dai migranti nei lager libici. Lesività da corpi contundenti, le armi da taglio, lesioni da calore, quindi ustioni, così come energia elettrica, vengono privati del cibo e dell'acqua in condizioni igienico-sanitarie veramente scadenti. Ci sono anche delle metodologie lesive precipue, quali la falaca, che consiste nel urtare ripetutamente le piante dei piedi. E poi le tante mamme che raggiungono l'Europa con figli piccolissimi. Si palpa come sensazione con mano tutta la loro sofferenza. E questi bimbi così piccoli che li accompagnano hanno necessità grandissima insieme alle madri di un supporto veramente di grande impegno proprio psicologico. A Messina la prima rettrice di una università siciliana ed è Giovanna Spatari, che è stata eletta oggi. Ha dichiarato: voglio essere lo strumento per un clima di lavoro sereno, le sue prime parole dopo l'elezione alla carica lasciata da Salvatore Cuzzocrea dopo il caso Rimborsi. Francesco Triolo. La professoressa Giovanna Spatari è la nuova rettrice dell'Università di Messina. È stata eletta con 624 preferenze contro le 555 del professore Michele Limosani, prima donna rettrice in una università siciliana e del sud Italia. Sicuramente è un cambio di passo che io spero che accompagni questo rettorato ed è sicuramente un processo culturale che si pone oggi con questa elezione. Si volta dunque pagina in un ateneo ancora scosso dal caso dell'ex rettore Salvatore Cuzzocrea, costretto alle dimissioni dopo l'inchiesta per abuso d'ufficio in relazione ai maxi rimborsi. Guardi, io continuerò a fare il rettore, anzi la rettrice, come ho fatto la mia campagna elettorale. Io penso al futuro, io penso ai contenuti, io penso a una squadra anche rinnovata, penso al futuro, non al passato. Farò tesoro del contributo di tutti i rettori che mi hanno preceduto. E l'elezione della professoressa Spatari è stata salutata da un fragoroso applauso dell'aula magna del rettorato, gremita per lo spoglio dell'ultimo seggio. Fin dall'inizio dello spoglio delle schede, la professoressa Spatari è sempre stata in vantaggio sul professore Michele Limosani. Giovanna Spatari, ordinario di Medicina del Lavoro, è stata prorettrice della gestione Cuzzocrea e presidente della Società Italiana di Medicina del Lavoro per il quadriennio 2019-2022. La Spatari è nota per il suo impegno nella promozione della tutela della salute dei lavoratori, della promozione della salute e della parità di genere. Voglio essere lo strumento che possa garantire a tutti un clima di lavoro sereno e il raggiungimento dei migliori obiettivi possibili per il nostro Ateneo. Una campagna elettorale che ha visto numerosi momenti di confronto e qualcuno anche di tensione tra le due correnti, quella di Cuzzocrea che appoggiava la Spatari e quella dell'ex rettore Pietro Navarra che ha appoggiato il professore Michele Limosani. Credo che per il bene dell'università dobbiamo provare a ricomporre e ricostruire la comunità. Però lo dico alle regole, perché 50% della comunità vuole, ti ripeto, rispetto delle regole e delle persone.
Sessismo all'Università di Palermo, le accuse contenute in una lettera anonima che appunto puntava il dito contro un professore di medicina sono state confermate da 3 specializzande. Adesso il caso finisce davanti al Consiglio disciplinare dell'Ateneo. Luca Ciliberti. Non sono più solo voci di corridoio o parole affidate solo a una lettera anonima. Adesso le accuse di sessismo nei confronti di un professore di medicina dell'Università di Palermo hanno un volto. Si tratta di 3 studentesse della scuola di specializzazione che riportano fatti circostanziati relativi al docente che adesso dovrà riferire al collegio di disciplina dell'Ateneo palermitano che vuole chiarezza. Se noi veniamo a conoscenza che c'è un atteggiamento nei confronti non solo degli studenti o delle studentesse, ma nei confronti anche del personale infermieristico, tecnico, noi abbiamo l'obbligo, il dovere di agire subito nell'accertare la verità. Non è solo un problema nei confronti degli studenti e delle studentesse, nei confronti di tutto il personale. Noi dobbiamo garantire il rispetto della persona umana. La vicenda era partita da una lettera anonima ricevuta lo scorso venerdì dal rettore Massimo Midiri e ora appunto confermata da 3 specializzande. Il caso, sollevato al quotidiano La Repubblica, ha destato subito grande clamore, tanto da spingere il rettore a spedire la missiva alla procura che adesso ha chiesto una relazione al professore Giovanni Pantuso, responsabile di 19 specializzandi in chirurgia che saranno sentiti sulla vicenda. Poi il professore accusato potrà produrre le proprie controdeduzioni. Personalmente non avevo avuto sentore né avevo avuto chiaramente nessuna informazione anche informale di accadimenti di questo genere, assolutamente. Nelle accuse si parla di commenti volgari sull'abbigliamento, battute sessiste e illazioni su attenzioni sessuali da parte delle specializzande nei confronti di un chirurgo in servizio in reparto. Uno di questi episodi si sarebbe verificato nella sala riunioni del reparto di chirurgia generale, dove il professore avrebbe accusato un'altra dottoressa di avere atteggiamenti ambigui con un medico con il quale lavorava in sala operatoria, e il tutto sarebbe accaduto davanti appunto ad altri specializzandi. Andiamo a Catania, in particolare al catanese, a Paternò. Un ragazzo di 20 anni è stato arrestato per avere tentato di soffocare la sua ex dopo che appunto lei lo aveva lasciato per precedenti violenti, ma poi si era riavvicinata. Eva Spampinato. La picchia, si lasciano, lei lo denuncia ma poi ritorna con lui. Lui tenta di soffocarla. Una escalation di violenza in famiglia che culmina con l'arresto di un 20enne di Paternò in provincia di Catania. La storia tra questo ragazzo e la sua ex, più grande di oltre 10 anni, è stata costellata di episodi definiti gravi dalle forze dell'ordine e che hanno portato il Tribunale di Catania ad adottare misure più dure come il carcere rispetto al divieto di avvicinamento a cui era stato sottoposto in seguito ad una precedente denuncia della donna. L'accusa è di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. I rapporti della coppia si sarebbero incrinati nel 2020, quando il ragazzo era appena maggiorenne. Tra i due ci sarebbero stati forti contrasti ed episodi di prevaricazioni nei confronti della donna che denunciò il giovane, ma nonostante il divieto di avvicinamento, i due tornano insieme. A fine maggio 2023, in particolare, la 33enne racconta ai militari che il compagno le aveva tirato i capelli, picchiandola con pugni alla testa, al volto, al collo e alle braccia, e poi, dopo averle piegato la testa, le avrebbe messo un cuscino sul volto, rischiando di soffocarla. L'intervento della madre di lui la salvò. Pochi mesi dopo, una nuova chiamata ai carabinieri. Il litigio questa volta nasce dalla gelosia di lei nell'apprendere che il 20enne aveva ripreso i rapporti con la sua ex. Tornano ancora insieme e a novembre la querela. La donna fa una battuta sarcastica che non viene gradita dal compagno, il quale prima la minaccia e poi, mettendole le mani al collo, tenta di soffocarla. Soltanto grazie ad una spinta la donna riesce a scappare e a rifugiarsi da un'amica. Ed è ricoverata con prognosi riservata al Di Cristina di Palermo la bimba di 8 anni che ieri pomeriggio a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, è stata investita da un trattore. La piccola, che è già stata sottoposta a un primo intervento chirurgico al Sant'Elia di Caltanissetta, è stata trasferita a Palermo vista la gravità delle ferite riportate. Adesso ci fermiamo, c'è una breve pausa, torniamo ancora con altre notizie.
Siamo tornati in studio. 21enne ferito, gambizzato a San Giovanni Galermo nel Catanese. Si fanno indagini a 360 gradi e non si escludono legami con il mondo della droga. Intanto, secondo una classifica del Sole 24 Ore, è Siracusa la città siciliana più attiva nei traffici di stupefacenti, anche se i rifornimenti arrivano da Catania. Sentiamo Tonino De Mana. È arrivato in ospedale con una ferita d'arma da fuoco alla gamba. Qualcuno lo ha accompagnato davanti al Policlinico di Catania ed è scappato via dopo averlo trovato per terra nei pressi di un chiosco in via Ustica. La squadra mobile indaga sul ferimento di un 21enne di cui non sono state fornite le generalità, raggiunto da un proiettile nel quartiere di San Giovanni Galermo, nota piazza di spaccio di Catania e provincia. Il giovane, incensurato, è stato sottoposto ad intervento chirurgico e presto sarà sentito dagli investigatori che stanno concentrando le indagini sugli ambienti della criminalità organizzata locale. Catania che si conferma crocevia della droga con ingenti carichi che riforniscono le principali piazze siciliane. In particolare la cocaina proveniente dalla Calabria e gestita dalle Endrine varca lo stretto di Messina per poi essere smistata nel versante orientale dell'isola, dove Siracusa è la principale destinataria della droga. Siracusa, tra l'altro, in testa tra le città siciliane nella classifica del Sole 24 Ore, settima in Italia per produzione e traffico di stupefacenti. Un dato che fa riflettere e che mette in risalto i collegamenti diretti tra gruppi catanesi di spacciatori con quelli della provincia aretusea. Se Catania funge da ponte con la Calabria per la cocaina, grossi quantitativi di marijuana partono direttamente dal capoluogo etneo e raggiungono una fitta rete di spacciatori a Siracusa, che a sua volta attinge anche da Palermo per approvvigionarsi di hashish, mantenendo fiorente il mercato e rifornendo le casse della criminalità organizzata per un business, quello della droga, che non conosce crisi. I carabinieri del ROS hanno eseguito a Palermo 2 decreti di confisca per un valore di oltre 3 milioni di euro nei confronti di Rosario Salvatore Lobue, del figlio Leo Luca e di Calogero Giuseppe Lobue, deceduto, esponenti del mandamento di Cosa Nostra di Corleone. È stato accertato che Rosario Salvatore Lobue, ma anche il figlio Leo Luca, mediante prestanomi, hanno operato prevalentemente nel settore agroalimentare biologico e dell'allevamento del bestiame, beneficiando illecitamente dei contributi comunitari. Adesso cambiamo argomento, fervono i preparativi per la notte di Capodanno nelle piazze siciliane, arrivano i primi grandi nomi. A Palermo la superstar sarà la regina del pop, Elodie. Sentiamo. Mentre le città si vestono a festa e le principali vie dei centri storici siciliani si illuminano, si pensa già alla serata di Capodanno e arrivano i primi nomi che faranno da traino per le feste di piazza. A Palermo è ufficiale, arriva Elodie, la regina romana del pop italiano, sarà la protagonista del concertone di Capodanno al E se il comune di Palermo è stato il primo a comunicare la super ospite dell'evento di fine anno in piazza Ruggero VII, gli altri comuni si fanno attendere. Da Catania trapela qualche indiscrezione che però basta a far immaginare un successo di pubblico. Sul palco di piazza Duomo per l'ultimo dell'anno saranno presenti 2 grandi nomi della musica nazionale e internazionale, di cui uno ha partecipato recentemente a Sanremo. Per il momento solo un rumor, il cartellone è ancora in fase di completamento, ma giovedì si avrà l'ufficialità. Senza nessun perché, ma ti ricordi che ci siamo chiusi fuori di casa, che ci siamo fatti terra bruciata. Le altre città siciliane stanno completando i programmi. Intanto Palermo annuncia per la serata di Capodanno una serie di rappresentazioni artistiche e musicali che offriranno un bello spettacolo non soltanto ai palermitani, ma anche ai tanti turisti che riempiranno la città. Ci fermiamo ancora e poi il calcio. Ultima parte di Sicilia 24 con il calcio, il Catania tra campionato, Coppa Italia ed extracampo con investimenti sulle infrastrutture, i progetti di Carra a corner. Vediamo uno stralcio, il servizio.
Sotto con la Coppa Italia perché l'appetito vien mangiando ed il Catania, rigenerato dalla cura Lucarelli, vuole calare un tris di vittorie che ancora manca in questa stagione. Archiviata la vittoria di Giuliano, griffata di Carmine ed ottenuta al culmine di una convincente prestazione di squadra che sembra essersi calata nella categoria, la formazione rossazzurra si concentra alla sfida di domani contro il Crotone che vale l'accesso ai quarti di Coppa Italia. Al Massimino, calcio d'inizio alle 18:30. Parola d'ordine, concentrazione e microfoni a Luca Carra, intervenuto ieri sera a Corner. Il direttore generale ha parlato di investimenti, centro sportivo, Torre del Grifo, stadio e logo, ma si è concentrato anche sul campo, sottolineando l'importanza di Lucarelli visto come un allenatore manager. Lucarelli ha questa volontà e credo che sia caratterialmente che per le competenze lo possa fare. Io in tutte le società non è che ci vuole solo una persona brava e tutti gli altri che fanno. Secondo me se si è allineati con l'obiettivo che vuole poi la proprietà e si lavora insieme è più facile ottenere risultati. Insieme a Pelligra si sta lavorando sulle infrastrutture e quindi su investimenti extracalcio. So che il presidente li sta valutando, ma io non me ne occupo perché io seguo il Catania e non il gruppo Pelligra Italia, quindi lì sono investimenti che sta valutando lui e insieme ai suoi manager australiani valuteranno quali possono essere quelli più interessanti per loro. Nel frattempo si continuerà ad investire su Nesima, Massimino e Cibalino e all'orizzonte c'è anche un Catania Point in Piazza Duomo. Era il nostro ultimo servizio, non ci sono altri aggiornamenti, dunque io vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che Sicilia 24 tornerà nel prossimo appuntamento alle ore 19, vi lascio adesso con Sicilia 24 Focus, l'approfondimento curato oggi dalla collega Giusy Lazzara che si occuperà della carenza dei medici in Sicilia ma anche della campagna vaccinale contro l'influenza e il Covid. A tutti un buon proseguimento di giornata.